Non conta più nulla, non bisogna parlarsi, solo concentrazione, inutile dire qualcosa in più, 8 mesi come minimo a rincorrere un pallone, a rincorrere un sogno, amici di Sportisili, ciao da Salvo Giraci, benvenuti al Palmintelli di Caltanissetta, la finale playoff del girone B di prima categoria siciliana. Real Suttano Nicosia vincerà chi avrà più attributi, anche perché qui il fattore campo non c'è, non si gioca nello stadio della squadra di casa, il comunale di Resuttano, come doveva essere da regolamento per motivi di ordine pubblico. Si gioca in campo neutro qui nel capoluogo nisseno, in terra battuto, lo stesso tipo di terreno che ha il Real Suttano, voglioso di salire in promozione per la prima volta in 21 anni di storia e riscattare i playoff del 2016 persi in casa contro il Serra di Falco. Occhio però all'organizzato Nicosia, imbattuto contro il Real nei due precedenti stagionali, un pareggio nel girone d'andata, una vittoria pazza nel girone di ritorno per 5-3 con il primo tempo chiuso addirittura sul 4-0. Servirà comunque dare il doppio oggi, perché la squadra di Piccone soffre questo tipo di campi, nessuna vittoria in campo in terra quest'anno, soprattutto ha solo un risultato su 3 a favore, la vittoria lì così ha sofferto l'anno scorso vincendo il playout di girone contro il Real Casale. Adesso è tutto ribaltato con la speranza di tornare in promozione dopo ben 10 anni. Le due formazioni, Real Suttano in maglia giallo-blu e pantaloncini blu, il 4-2-3-1 di Gianfilippo Di Matteo, noto in porta, in difesa da destra verso sinistra Lo Duca, Del Rizzo, Cordaro che sostituisce il squalificato Ferrara e Lauricella. A centrocampo Sciacca e Caronia, Pulizzi a destra, Caponetto a sinistra, Polito dietro l'unica punta, Luca Tomaselli a disposizione in panchina.
ci sono il portiere Scelto, poi Pansica di Natale, Vitale, Napolitano, Sabatino, Cusimano e Intridici. Dall'altra parte il Nicosia in maglia bianco-rossa e pantaloncini bianchi con il 4-3-3 di Fabio Piccone. Sfailla sostituisce Scardino in porta, la difesa da destra verso sinistra, Pittera, Silvia Perez, D'Amico e Gazzana, centrocampo Vincenzo Burafato, Nocinto e Ferrario in attacco, Siragusa, Garriga e Saidi. Sono ben 5 i cambi di Piccone rispetto alla semifinale vinta contro la Don Bosco Mussomeli per 2-1. Il Real Sultano invece ha pareggiato per 2-2 contro la Sommatinese per la regola del miglior piazzamento all'interno della regular season. Ha avuto l'accesso di diritto alla finale playoff, unica partita che non potrà giocare sul proprio campo. È stato designato il Palmitelli di Caltanissetta. L'arbitro di questo pomeriggio sarà Alessio Marino della sezione di Acireale, assistito da Gaetano Florio di Agrigento e Giuseppe Saracino della sezione di Ragusa. La sentite già, l'atmosfera è veramente calda qui al Palmitelli, tantissimi tifosi arrivati sia da Risultano che da Nicosia, sia dalla provincia di Caltanissetta che da quella di Enna. È quasi tutto pronto per iniziare, si sta aggiustando qualcosa nella rete della porta difesa da Michele Noto, il portiere del Real Sultano. Organizzate coreografie, striscioni, c'è un bel ambiente qui al Palmitelli, perché questa, a prescindere da come andrà, sarà una pagina che verrà scritta sui libri di storia del calcio siciliano, soprattutto in un periodo storico che succede a quello del Covid, che ha interrotto tutto un paio di anni fa. Tutti comodi, inizia la finale playoff del girone B di prima categoria siciliana, Real Sultano Nicosia. Pallone profondo levato via dalla squadra di Piccone. In profondità si va con Garriga che lamenta un fallo, non è così. Quelli che sentite sono i tifosi del Real Sultano sistemati sotto la tribuna coperta del Palmitelli. Ai tifosi del Nicosia è stata data la gradinata a cielo aperto nel lato opposto a quello nostro. Sono comunque tanti, a prescindere dalla loro collocazione, i tifosi qui a Caltanissetta. Real Sultano che si è conteso il secondo piazzamento nella regular season con la Don Bosco Mussomeli. Alla fine ha avuto la meglio la squadra di Gianfilippo Di Matteo, che ha finito il proprio campionato con tanti punti in classifica, più giù Nicosia, terzo, ma comunque voglioso di fare bene. Oggi l'unico risultato disponibile per la squadra di Piccone è quello della vittoria. In caso di pareggio, tempi supplementari. In caso di ulteriore pareggio, ad andare in promozione sarebbe il Real Sultano, perché appunto è meglio piazzato nella classifica della regular season. Ormai conta soltanto in caso di pareggio questo fattore qui. Fallo non c'è ai danni del Real Sultano, giù anche Carolina. Saidi prova ad andare, allora Garriga in profondità, prova a correre il Nicosia, ostacolato lungo la fascia di destra da Calogero Cordaro. Innesi avanti anche se c'è un dialogo in area di rigore da sistemare con l'arbitro Marino di Acireale, che va a vedere un po' quella che è la situazione. Pallone dentro, cerca di allontanare di testa il Real Sultano con
tentativo di metterla in avanti anche da parte di Lamin Seydi, una delle novità di formazione della Nicosia, assieme a Siragusa in attacco. A centrocampo c'è Matteo Ferrario, in difesa Gabriele D'Amico. C'è stato il cambio anche in porta con Agostino Failla, non para Scardino. Failla, classe 2003, più esperto rispetto a Scardino, classe 2006, che però è stato il titolare lungo la stagione. D'Amico allarga in fascia, prova a sgasare il Nicosia con Siragusa, cross morbido in mezzo, pallone verso Garriga, si gira Garriga, tiro debole per Noto. Primo pallone raccolto del suo pomeriggio dopo 3:40. Rimessa laterale per il Real Suttano, sponda di Polita a cercare Tomaselli, si gira ancora Tomaselli, arriva tutto nella zona di Caponetto, c'è il tiro al volo provato da Polito, cercava una deviazione il trequartista del Real Suttano, pallone in fallo laterale. La risposta di Cordaro, colpo di testa di Pittera, palla allungare in asso Nocito, pallone raccolto da Noto. Il rinvio lungo di Michele Noto, il colpo di testa del Nicosia con Ferrario che adesso va a lottare ancora. Il Real Suttano riesce a farla passare, Polito gira tutto dalle parti di Caponetto limite, riceve un po' difficile da controllare, Caponetto va a sfidare Pittera, Caponetto verso l'interno, tocco di Pittera, calcio d'angolo per il Real Suttano. Battuta andrà Giuseppe Polito, il capitano del Real. Vuole sistemare i suoi. La pressione da parte di Ferrario. Va Polito, pallone in mezzo, escono tutti, colpo di testa fuori da parte di Pulizzi, prima grande occasione della partita con l'ex Castellana che ci ha provato in mezzo alla mischia, ma c'è un giocatore a terra. La prima chance del match ad opera del Real Suttano con Giorgio Pulizzi, che ha fatto le giovanili del Galilei, poi il trasferimento al Real Suttano, l'esperienza sempre in prima categoria al Castellana, ha sfidato tra l'altro il giallo-blu l'anno scorso, quest'anno il ritorno con la maglia giallo-blu. Tutto ok per Marco Sciacca. Ci sarà il rinvio ad opera di Agostino Failla, corto. Giulia Perez, D'Amico, sale, gira tutto nella zona di Matteo Gazzana, ad intercettare Polito, rimessa Nicosia. Pallone profondo verso Ferrario, altro colpo di testa a liberare. Saidi riceve, recupera tutto il Real Suttano e spazza a cercare Tomaselli, esce Failla,
rinvia verso l'out, pallone regalato però a Pulizzi può salire, avanza Pulizzi, cross in mezzo verso Tomaselli, oltre la traversa. Ancora in evidenza Giorgio Pulizzi. Fernando Giulia Perez, Pitera, nuovamente per Giulia Perez, sale Nicosia che si è sistemato a 3 con Gazzana verso l'out di sinistra, pallone allargato nella zona di Vincenzo Burafato, chiuso da Caponetto. Lo vedete laggiù Gianfilippo Di Matteo, allenatore del Real Sultano, a dare indicazioni ai suoi. Ex Enna, da 1 anno e mezzo a sedere su questa panchina. Giulia Perez spedisce nella zona del limite dell'area, pallone svirgolato da Caronia, colpo di testa di Nacito, aggancia tutto Pulizzi, fa fuori l'avversario, si continua senza fallo. Pulizzi, poi il pallone termina fuori a causa di una deviazione. Con calma il Real Sultano, campionato 52 punti, 15 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte, 59 gol fatti contro i 25 subiti. Secondo attacco assieme proprio al Nicosia, la miglior difesa del campionato. Nicosia che invece, come dicevamo, ha concluso la stagione regolare al terzo posto, 47 punti, 14 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte. Infatti 59 subiti 34, con la quarta difesa del campionato assieme alla Don Bosco Mussomeli. Saidi, l'appoggio per Pitera, il passaggio per Vincenzo Burafato, è pronta la difesa del Real Sultano a spazzare via il pallone di Tomaselli, va a ricevere l'ex Acireale, ancora Tomaselli verso l'esterno, con il calcio di rigore non c'è. Simulazione per Luca Tomaselli, l'arbitro ha pronto il cartellino giallo per l'attaccante del Real, eccolo qui. La volontà di avere la possibilità di sbloccarla subito, non ottenuta dal Real Sultano. Polito sta parlando ancora con l'arbitro nella speranza di una spiegazione. Nicosia che riparte con la costruzione dal basso, poi là non sta andando ai rinvii lunghi, pallone portato in profondità, Noto. Vedremo se a lungo andare questa spinta notevole dei tifosi del Real Sultano si rivelerà efficace nel raggiungimento della promozione, categoria mai conquistata a Resuttano. La squadra giallo-blu ci ha provato nel 2016, perse 1-0 in casa al Comunale la finale playoff di girone contro il Serra di Falco. La partita non garantiva la promozione diretta, questa sì
ragion per cui il Real è chiamato a un riscatto che sarebbe storico per la propria storia. Dall'altra parte invece il Nicosia, che 10 anni fa militò in promozione per l'ultima volta. Squadra che ha una storia più larga rispetto a quella del Real Suttano, con diversi campionati di promozione giocati. Ma ciò che conta è soltanto il presente, ovvero questa partita. Caponetto prova ad andare in mezzo a due e non ce la fa, perché l'anno scorso con il Gerazzi è salito in promozione, vincendo però direttamente il campionato. Punizione giallo-blu alla battuta Vittorio Caronia. Fischio da parte dell'arbitro. Va Caronia in mezzo, colpo di testa, pallone lento, finisce fuori. Attimo di tensione per Failla. Non era insidioso, però palloni del genere fanno sempre paura, soprattutto a queste velocità. Litera nuovamente dietro da Giulia Perez. Allora, in mezzo al campo, sbagliato il passaggio, si cerca Tomaselli, posizione regolare, Tomaselli esce, Failla a spazzare subito, serie di colpi di testa, il pallone subito arrivato dall'altro lato, il controllo di Caponetto, cerca un sombrero contro la pressione di Vincenzo Burafato. Calcio di punizione guadagnato dal Real Suttano. Reale che oggi deve fare a meno, come dicevamo in apertura, di Alfredo Ferrara, il classe 80, perno della difesa del centrocampo giallo-blu, è stato espulso contro la Sommatinese. Dall'altra parte invece manca nel Nicosia Omar Conticello, anche se elemento abbastanza importante. Caponetto se la sistema, Caponetto sinistro, largo. Centra la porta Emanuele Caponetto. Pallone che si è spinto largamente sul fondo. Saidi attaccato, recupera Caronia. Caronia fa valere il fisico. Saidi deve risolvere in qualche modo per il suo Nicosia. Alla fine Caronia se la porta fuori e rimessa laterale per gli ennesi. Serie di colpi di testa hanno Acio Nocito in difficoltà, allarga Polito per Pulizzi, cerca di andare avanti, spazza definitivamente Siragusa. Garriga cerca di ripartire, ostacolato da Loduca, pallone rispedito in avanti ma è giù Nahuel Garriga. Uno dei diversi argentini in campo nel Nicosia. Anche Nacio Nocito, il bomber degli ennesi, con 10 gol stagionali. Sfida nella sfida con Tomaselli che invece ne ha fatti 18. Pallone largo, stava arrivando pericolosamente a Vincenzo Burafato, lo mantiene in campo sì,
stava perdendo anche l'equilibrio. Rimessa Real, 19esimo, 0-0. Real più pericoloso con l'occasione avuta da Giorgio Pulizzi. Per importante il tentativo di Caponetto, che non ha centrato allo specchio della porta. Il rilancio di Lauricella, tutto fermo per l'arbitro. Ennesima punizione data a Vittorio Caronia. Una battuta lunghissima, pallone in profondità, colpo di testa a levar via da parte della Nicosia. Saidi allarga in avanti, tanto Vincenzo Zubero ha fatto nella direzione di Garriga. Il controllo del Real Sultano, che spazia direttamente nella gradinata occupata dai tifosi biancorossi. Gazzana spedisce in avanti il pallone, rimbalza in modo pericoloso Cordaro. Colpo di testa provato da Loduca e rimessa laterale per il Nicosia. Caronia verso Tomaselli, cercato tantissimo dai compagni, doppio rimpallo. Tomaselli ci stava riuscendo in qualche modo ad avere per sé il pallone con un rimpallo fortunato. Ma non ce l'ha fatta. Il controllo di D'Amico. Saidi fermato, Caronia butta fuori, ma è stato fischiato un fallo. Allora calcio di punizione per la squadra di Piccone, che è arrivato l'anno scorso nella panchina della Nicosia, non a stagione in corso come Di Matteo, 2 stagioni piene l'anno scorso, stagione di sofferenza con il play-out vinto contro il Real Casale all'interno del proprio Stefano Lamotta, il campo di Nicosia, partita vinta 3-1 ai supplementari. Oggi per questa squadra si parla d'altro con la finale playoff per ritornare in promozione. Colpo di testa a chiudere in fallo laterale. Pitera, pallone controllato da D'Amico, il tiro da fuori da parte di Nacho Nocito, controllato da Noto. A terra, piccolo brivido per il Real, è arrivata anche la prima occasione per il Nicosia. Real Sultano che ha il vantaggio di prendersela comoda, dato che il pareggio sarebbe comunque contenta la squadra di Matteo. Nocito cerca di scambiare corto, così in difficoltà, spazza via il pallone a cercare la zona di Ferrario, si sta giù, il recupero provato da D'Amico, non riesce, si sale ancora con la protezione di Siragusa, rimessa laterale, giallo-blu.
passa lunga, si cerca la testa di Sciacca, pallone alla fine raccolto da Caponetto ad intercettare Nicosia lì con Vincenzo Burafato, ma la rimessa è ancora una volta della squadra formalmente di casa. Lauricella verso Caponetto che si libera di un avversario, non dell'altro che gli stava addosso. Vincenzo Burafato verso Saidi, la sponda ottima di Garriga, è stato fischiato però fallo sull'argentino, calcio di punizione. Giulia Perez alla battuta, pallone profondo, si libera sempre, arriva Polito, pallone largo da Vincenzo Burafato, non ce la fa a prenderla, è rimessa Real Sultano. Polito, Caronia, la va a prendere Giulia Perez che spazza a sua volta, cerca di controllare la Nicosia con Ferrario, la prende Siragusa, chiede palla a Pitera dall'altro lato, la va a ricevere di Caponetto, Tomaselli, sono in pochi però quelli del Real Sultano, sale Caponetto a ricevere, a mantenerla in campo, serie di finte, poi si scorda per un attimo il pallone, arrivano in tre quelli della Nicosia, Polito, Caronia, tutto da rifare per il Real Sultano. Caronia verso Tomaselli, si cerca il colpo di testa all'interno dell'area, troppo difficile con la marcatura biancorossa. È stata quella perdita di palla di Caponetto che ha fatto, tra virgolette, rovinare il contropiede del Real Sultano. Lancio lungo verso Garriga, vuole sfruttare il rimbalzo, Garriga! Fuori! Intelligente nell'aspettare il pallone, dato il tipo di campo. Troppa potenza però. Nicosia che gioca sul sintetico di Gangi, il Francesco Raimondi. Real Sultano invece sulla terra battuta del proprio comunale. Pitera, Giulia Perez. Scambio con Gazzana. Giulia Perez verso le linee centrali del campo, non passa il pallone calciato da D'Amico, poi una soluzione, si perde facilmente sul fondo. L'arbitro va a parlare con Di Matteo, l'allenatore del Real Sultano. Forse per una situazione precedente.
percorso abbastanza aperto. Adesso si può andare con il rinvio da parte di Noto verso Polito. Caponetto tocca Seidi, la prende Polito ed evita così D'Amico. Polito, l'arbitro ferma tutto, punizione Real, qualche metro più indietro. Stavolta andrà Giuseppe Polito a battere, giocatore di esperienza, l'anno scorso al Raffadali in promozione, 13 gol in 21 partite, uno dei prodotti del settore giovanile del Palermo, anche 3 anni in Serie C2. Polito, sponda di Caronia, la presa di Failla in 2 tempi, adesso se la tiene stretta, chiede calma Fabio Piccone dalla panchina. D'Amico verso Seidi, un po' in difficoltà, si va dietro da Matteo Gazzana, finta il lancio lungo, Seidi verso il centro del campo, passaggio troppo forte per D'Amico, recupera Caponetto, tutto largo da Loduca, impreciso. D'Amico in profondità lungo la fascia da Garriga, pronto a crossare subito Loduca a chiudere. Tutta la rimessa per il Nicosia, Gazzana cerca Vincenzo Burafato, va fuori. Battuta lunga di Pitera verso Seidi, la va a prendere e poi Nocito a recuperare per la rimessa. Adesso Pitera, lo scambio con Gabriele D'Amico, ancora Pitera, profondo, Seidi riceve, stava calciando, lato corto dell'area di rigore, il cross in mezzo, Noto con i pugni, colpo di testa di Seidi, rovesciata oltre la traversa, mega chance del Nicosia. Serie di tocchi al pallone, alla fine Garriga ci ha voluto provare, avendo a disposizione quel pallone magico, grande giocata qui con la punizione guadagnata dallo stesso Polizzi. Caronia profondo verso Tomaselli, troppo profondo, l'anticipo grandissimo di Lauricella, vince anche il rimbalzo, tutto fermo però ancora una volta. Fallo subito da Vincenzo Burafato, in panchina c'è l'altro Burafato, Francesco, insieme a Scardino, l'altro portiere, c'è anche Leanza, Nisi, Rizzo, Maggio, Battaglia, Muraglia e Morales.
testa, il pallone comunque rimbalza verso Tomaselli che lo aggancia con il sinistro. Tomaselli gira tutto, voleva Caponetto, che va verso l'interno, ma non la prende. Garriga nella zona di Ferrario, scambiano i due, ancora Garriga, alla fine chiuso. Nocito gioca il Nicosia, lancio lungo verso l'altro lato, liscio a liberare, non la prende Caponetto e comunque rimessa per il Real Suttano. 1-1 nel girone d'andata, quell'occasione segnò Caronia, dall'altro lato Nocito. Nel girone di ritorno invece la situazione è stata abbastanza diversa, con il Nicosia che ha vinto, possiamo così dire, il confronto nel primo tempo con 4 gol a 0. Le reti di Muraglia, Nocito, la doppietta di Garriga, il calcio di rigore di Gazzana. Nel Real Sultano la doppietta di Tomaselli, l'autogol di Pittera. Sono state comunque sempre vincenti le sfide tra queste due squadre. 8 confronti nell'ultimo periodo, con 3 vittorie giallo-blu, un pareggio e 4 vittorie biancorosse nel complessivo. La giocata di Lauricella, Tomaselli riceve in area, lascia tutto dietro, Polito potente, pallone respinto, liscio, arbitro che fischia il calcio di punizione al Real Suttano. Stava arrivando l'intervento della panchina della Nicosia. Alla fine è stato tutto a posto sia per Ferrario che per Nocito. La carica di Del Riccio e i tifosi del Real Suttano sotto la tribuna coperta delle Palmintelli. Nel frattempo giù proprio Del Riccio, si scatena un confronto con Sciacca che vorrebbe giustizia. Interviene l'arbitro, interviene anche la panchina del Real. Si accendono gli animi con Siragusa che è stato allontanato. Adesso Caronia vorrebbe intervenire, viene bloccato dai compagni. C'è un giallo. Pronto da parte dell'arbitro. Sembra essere per Del Riccio, che è ancora a terra. Sembra che il Real Suttano voglia far perdere tempo alla Nicosia.
ancora con il giallo in mano. L'arbitro che continua a parlare con Polito, il capitano dei gialloblu, il Caponetto. Adesso dialogo con Del Riccio. Viene allontanato il difensore del Real, appunto, che dopo il contrasto deve uscire momentaneamente. Ammonizione. Il calcio di punizione. Barriera a 3, c'è Polito. Fischia l'arbitro. Polito lascia tutto a Tomaselli, calcia dalla distanza, fuori. Meno di 5 alla fine del primo tempo, si recupererà sicuramente qualcosa date le varie interruzioni. Poi scopriremo quanto. Caronia di testa, poi nella zona di mezzo Giulia Perez, prolungano Cito, Saidi, profondo da Garriga, c'è in area Garriga, largo, ma si è trovato in posizione di fuorigioco Nahuel Garriga, la punta della Nicosia. Si ritorna a giocare Cordaro. Caronia spaccia, colpo di testa che però non fa metri, arriva anche Polito, si dilotta, si gira, passa rapido a Nacho Cito, dietro per Giulia Perez, Pittera, il pallone scorre, D'Amico, passaggio di prima di Vincenzo Brafato, Saidi, ostacolato da Sciacca, calcio di punizione per il Nicosia. Ma lui a battere, Caronia allontana, Cazzana, lunghissimo, Noto, Tomaselli a duello con Giulia Perez, Caronia dietro, il passaggio per Cordaro, Del Riccio, tercetta D'Amico,
tocco voluto da Loduca. Arriva anche la rimessa laterale per i gialloblu. Prolungamento a cercare Tomaselli, 6D, la tocca e lui l'ultimo. Caronia si allarga Lauricella, Caronia poi va verso a destra, fallo di Nocito, sì, ammonizione per proteste ai danni di Cordaro. Probabilmente voleva il cartellino per il giocatore della Nicosia che ha commesso il fallo. Alla fine lo ha ricevuto il difensore del Real Suttano. Siamo dentro il tempo di recupero, oltre il 45esimo. Si giocherà ancora per un po', gioco molto spezzettato. A livello di occasioni, Real più presente nella prima metà di frazione, poi ci ha provato anche il Nicosia, soprattutto con Garriga. La rovesciata non di molto fuori, oltre la traversa difesa da Michele Noto. Punizione Real. Caronia, largo. Pitera dietro da Giulia Perez. Un lancio profondo, la sponda di Saidi, il controllo di Pitera, uscita. Lauricella, la chiusura di Vincenzo Burafato. Passaggio lungo la fascia, Caponetto riesce a farla passare, recupera tutto d'amico, l'avanzata di Pitera, lo scambio con Nocito, un pallone però regalato al Real Suttano. Si cerca Tomaselli, c'è il suo colpo di testa, non c'è però il resto. Sciacca dietro a Lauricella, Sciacca ha fintato il lancio lungo, Caronia, largo da Loduca, fa passare Pulizzi, lancia verso Tomaselli, alzata, colpo di testa di Ippolito, pallone per Failla. Lancio profondo, l'anticipo di Cordaro, può spazzare più chiudere, spazzato fuori. Pitera, passo da Vincenzo Burafato, cambio di rimessa.
abbastanza frequenti in prima categoria e non solo. Solito di testa, eccola qui, la fine del primo tempo, 0-0 tra Real Suttano e Nicosia. Essenzialmente un'occasione importante per parte, dal lato Real con Pulizzi, dall'altro lato con Garriga. Si sta rivelando una gara equilibrata che si potrebbe sbloccare da un momento all'altro. Real Suttano però con il vantaggio dei 2 risultati su 3, il pareggio e la vittoria. Pareggio entro i 90 minuti. Si va a supplementare in questo modo, oltre i 120 ad andare in promozione sarebbe il Real Suttano. Noi ci prendiamo una pausa, poi ritorneremo in diretta sempre qui dal Palmintelli. Ultimo giorno di scuola per Parmonval e Don Carlo Misilmeri, impegnate al Francolo Monaco di Palermo per la 30ª giornata del campionato di eccellenza Girone A. Parmonval ormai purtroppo relegata da tempo all'ultimo posto della classifica. Don Carlo Misilmeri che invece cerca punti per andare ad acciuffare il treno che porta ai playoff, e si parte subito forte per la squadra di Totò Aronica che con Lucera, dopo un minuto di gioco, non inquadra lo specchio della porta. Passano una ventina di secondi, altra azione manovrata sulla destra nuovamente per Lucera, questa volta sul secondo palo non riesce né a crossare né a fare tap-in, spazza via la difesa della Parmonval all'11° minuto. Azione nuovamente sulla destra con la palla scodellata in mezzo, il colpo di testa si avventa sulla sfera, Balistreri blocca in 2 tempi il portiere della Parmonval Liga. Parmonval che non riesce ad uscire dalla morsa, e allora Don Carlo che ci prova questa volta con un tentativo dalla distanza di Pellegrino, palla che sorvola la traversa Liga, in realtà sembrava battuto. Poco dopo la mezz'ora il primo tentativo da parte della Parmonval ed è subito pericoloso, con Serbo che si gira, calcia verso la porta, Moschella si deve impegnare a metterla fuori dallo specchio, poi altro cross dalla destra, la palla rimane in area dove c'è ancora una volta un tentativo della Don Carlo Misilmeri. Vincenzo Manfre, sempre lui, torna dopo l'infortunio che l'ha costretto a saltare la sfida contro l'Acragas e porta in vantaggio la Don Carlo Misilmeri, che sblocca la partita, scaccia via i fantasmi e soprattutto mette la partita sui propri binari. Calcio d'angolo per la formazione di Aronica con la palla che arriva sul secondo palo, la gira Balistreri, arriva però lentamente dalle parti di Liga in quella che è l'ultima occasione di un primo tempo a forti tinte biancorosse, non potrebbe essere altrimenti. Vedremo però che nel secondo tempo, che parte adesso con le nostre immagini, la Parmonval cercherà di uscire un po' dal guscio, intanto con questo calcio di punizione con la palla calciata verso lo specchio della porta da Guastella, alla parata senza grossi problemi da parte di Moschella, ancora una volta preferito a Marino in questo finale di stagione. Ma attenzione a questa palla gol per la Parmonval, la palla scodellata verso l'area dove c'è l'Abate, appena entrato in campo nuovamente Moschella a dire di no e a negare un beffardo pareggio alla Parmonval. Don Carlo che si scuote anche dopo i cambi di Aronica, che inserisce tra gli altri lo Gerfo. Conclusione qui da parte di Sino con la parata non perfetta da parte di Liga. Passano per poco meno di 3 minuti, colpo di testa di Gabriel Colombatti in gol. Ancora una volta sui sviluppi di una palla inattiva c'era riuscito all'andata a Caseldaccia, ai tempi voleva l'1-1, questa volta da un po' di serenità in più alla Don Carlo Misilmeri per il finale di partita. Tanti giovani in campo nel finale, ma ancora una volta Colombatti che scheggia il palo su un'altra azione di palla da fermo, ed è questa l'ultima azione della partita e della regular season per Parmonval e Don Carlo Misilmeri. Parmonval è retrocessa in promozione, Don Carlo Misilmeri che aggancia i playoff e sarà di scena al primo turno sul campo della Pro Favara. Una partita si commenta da sola, altalena di emozioni che sembravano non finire mai, e questo è il bello del calcio. Naturalmente abbiamo, come dire, imbattato bene la gara, poi abbiamo regalato qualcosa a una squadra a cui non bisogna regalare nulla. Io penso che poi alla fine
i ragazzi, il gruppo ci hanno creduto, abbiamo conquistato quello che insomma, meritatamente ci siamo portati dal campo, quindi fare un plauso a tutti i 22, anche a loro, al Camarat, perché sinceramente abbiamo dato vita a una partita molto spettacolare, quindi il pubblico presente si è divertito e questo è quello che conta. Lì sul 3-2 naturalmente le cose si mettono psicologicamente, è una batosta dalla quale risollevarsi non è facile, quindi fino alla fine ci abbiamo creduto, poi lì siamo stati sul pezzo nelle occasioni che ci sono capitate, poi sul finire abbiamo preso anche una traversa, la porta sembrava stregata, il portiere aveva fatto degli interventi importanti, quindi ripeto, poi alla fine i ragazzi ci hanno creduto e la cosa che importa è che abbiamo, come dire, abbiamo risposto bene a tutte le sollecitazioni che ci sono arrivate da tutte le parti, perché ripeto, poi abbiamo condotto un campionato sempre, come dire, secondo me col piglio giusto, la protagonista. E quella questione dei 3 punti che poi ci è stata ridata sul finire ha dato, come dire, un certo peso alla nostra classifica, che poi ci ha portato a giocare questa partita qua, che abbiamo incontrato una squadra, vedo, che secondo me è tra le migliori in assoluto del campionato, e quindi averla, come dire, superata con questo punteggio, diciamo così, epico, perché bisogna dire l'altalena di emozioni con un'Italia-Germania, ecco. Ci è mancato, era dall'8 gennaio che è mancato da cambi di calcio, della partita del Fulgatore, quindi dalla prima di ritorno, ed è un giocatore per noi importante che in questa situazione ci ha potuto dare un peso specifico particolare, quindi siamo contenti, siamo felici che abbiamo ritrovato un po' di giocatori, perché fondamentalmente ci stiamo ricombattendo anche dal punto di vista numerico, quindi ci siamo e adesso pensiamo alla prossima. E così come questa sarà un'altra partita dal fascino particolare, naturalmente ci prepareremo, quindi avremo un po' di tempo a disposizione per poterci pensare, questa sera ci godiamo questo passaggio, poi al San Vito ci penseremo successivamente. Stanchi, innanzitutto stanchi. Niente, sapevamo che era una partita molto ma molto difficile, vanno i meriti anche il Camarata che è una grandissima squadra. Ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo l'anima, non serviva prepararla sotto il punto di vista tecnico, tattico, serviva solo metterci il cuore, metterci l'anima, l'abbiamo messo e ce l'abbiamo fatta. Adesso basta, questa partita la archiviamo subito, pensiamo subito alla prossima. Se mi avessero detto non segni ma passate il turno, ci avrei messo la firma col sangue, quindi va bene così, un merito ai miei compagni e a tutti noi. Giunto il momento della resa dei conti, da adesso in poi non si può più sbagliare. Lascari Cefalù e Super Giovane Castelbuono lo sanno e quindi si daranno battaglia in una partita incandescente disputata in una cornice di pubblico straordinaria, quella del Santa Barbara di Cefalù, che ancora una volta ha risposto presente con gli spalti, almeno quelli considerati agibili, tutti pieni dal primo all'ultimo posto. Si gioca in una giornata particolarmente complicata dal punto di vista climatico, ma inaugurata dal pensiero che l'avvocato Nicchi, dirigente delle Lascari Cefalù, ha voluto porgere ai presidenti delle due società. Poi finalmente si comincia con il calcio vero e subito con una palla gol importante per la formazione di Mister Grimodo, che qui scappa in contropiede dopo pochi secondi con Sferruzza alla sterzata, il cross sul secondo palo per Incognito che calcia subito e impegna Randazzo alla parata sul primo palo. Partita molto tattica, tanti falli, gara molto spezzettata, poche palle gol vere e proprie. Una di queste ce l'ha Mocciaro, che sveglia i riflessi ancora di Randazzo. Pochi secondi dopo, sui sviluppi del secondo calcio d'angolo consecutivo per il Lascari Cefalù, la palla spiove sul secondo palo, dove c'è Sferruzza, colpo di testa a fil di palo, che però non inquadra lo specchio della porta. Intorno alla metà della frazione si sveglia anche la super giovane Castelbuono di Mister Marandano, che qui riesce a liberare alla conclusione Rosone e impegna severamente fiducia. Gran parata del portiere del Lascari Cefalù, che esattamente alla fine del primo tempo, al 45esimo, sui sviluppi di un'azione insistita da parte dei cinghiali, viene battuto da Antista, ma il direttore di gara ferma tutto per una posizione irregolare dell'attaccante della Supergiovane, e su questa giocata termina il primo tempo. Passiamo con le immagini realizzate da Pietro Piazza alla ripresa, dove realmente succede poco, se non al minuto 78 la corsa di Abate che salta anche fiducia, poi c'è il salvataggio sulla linea da parte di Volpini, che esulta come se avesse segnato, e difatti di un gol si tratta, perché tiene i suoi
a galla, minuto 86, Supergiovane che ci crede di più, la palla che balla al limite dell'area di rigore dove c'è Pirrotta, l'ex Resuttana San Lorenzo però inquadra la porta ma calcia in maniera debole. Un minuto e mezzo più tardi ancora la squadra giallonera che attacca con il solito Rosone che calcia dalla distanza, Fiducia un po' fuori posizione ma è bravo col riflesso a metterla fuori. Ma attenzione a quello che accade al quinto minuto di recupero dopo una punizione straordinaria parata nuovamente da Rosone. Siamo nel finale, quinto minuto di recupero, la palla che balla nell'area di rigore, per poco non succede il patatrack in casa Lascari ma l'arbitro fischia 3 volte, si va ai tempi supplementari in cui anche qui non succede tantissimo, ma prima occasione per la Supergiovane Castelbuono che attacca nuovamente con la palla messa in mezzo sul primo palo, bravo Fiducia a tuffarsi, minuto 98, torna ad affacciarsi in avanti la squadra di Grimaudo ed è subito pericolosa con questa palla per la conclusione di Sferruzza che colpisce il palo interno, sfortunato il bomber della formazione biancorossa che poi al minuto 103 scatta sul filo del fuorigioco a tu per tu con Randazzo, calcia, non sbaglia e porta il Lascari Cefalù in vantaggio. Minuto 103, esplode il Santa Barbara, esplode la squadra di Grimaudo, sempre più vicina alla conquista della finale del girone B di promozione. Esulta ovviamente il pubblico di fede cefaludese che un paio di minuti dopo, in chiusura del primo tempo supplementare, trattiene ancora una volta il fiato per l'ennesima mischia nella propria area. La palla viene depositata in rete ma l'arbitro ferma tutto per una posizione di fuorigioco che dunque mantiene il Lascari Cefalù in vantaggio. Passiamo al secondo tempo supplementare con la Supergiovane tutta proiettata in avanti. Macciaro non trova la porta al minuto 118, sfiora il 2-0 che poteva ammazzare la partita ma non serve perché su quest'ultima mischia la palla va fuori. L'arbitro fischia 3 volte e manda il Lascari Cefalù alla finale playoff del girone B di promozione. Un grande applauso alla Supergiovane, ma ora la squadra di Grimaudo va ad affrontare l'Aspra tra 14 giorni.
Secondo tempo di Real Suttano Nicosia e la finale playoff del girone B di prima categoria siciliana, 0-0 nel corso della prima frazione di gioco. Qui Nicosia attacca con Saidi, c'è il sinistro da parte sua, finisce direttamente sul fondo. Un'occasione vera per parte, prima il Real con Pulizzi, uno stacco di testa che è finito alto sopra la traversa, difesa da Agostino Failla. Dall'altro lato un'opportunità per Nahuel Garriga, una rovesciata anche se è finita oltre la traversa, stavolta dalla porta difesa da Michele Noto. Tantissima gente qui al Palmintelli di Caltanissetta, partita che si doveva giocare inizialmente al comunale di Resultano. La squadra di casa che si è piazzata meglio nel corso della stagione regolare per motivi di ordine pubblico, è stato spostato tutto qui al Palmintelli, cercato Tomaselli, colpo di testa all'indietro da parte di Gazzana, la presa di Failla che si è messo il cappellino in testa. C'è Sole a battere nella maggior parte del terreno di gioco. Tantissimi tifosi arrivati sia da Resultano sia da Nicosia, provincia di Enna. Tanto spettacolo per due squadre che si contendono l'accesso in promozione. Per il Real Suttano sarebbe la prima volta nella propria storia, per il Nicosia si tratterebbe di un ritorno dopo 10 anni. Cerca di andare avanti il Real, tutto ok, si gioca, area di rigore, c'è il destro di Caponetto, esce fuori di pochissimo e questa la più grande chance del match da parte di Emanuele Caponetto. È stato tutto buono, si è ritagliato lo spazio l'ex Geraci, è finita di poco fuori alla sinistra di Failla. Seguiamo il calcio d'angolo, poi faremo il recap delle due formazioni, non ci sono stati cambi. Tomaselli a battere, parte la sua battuta bassa, pallone allontanato sul primo da D'Amico. Polito dietro da Loduca a rispedirla in profondità, c'è il colpo di testa a levar via dalla Nicosia. Real Suttano con il 4-2-3-1, Noto in porta, in difesa Loduca, Del Riccio, Cordaro e Lauricella. A centrocampo Sciacca e Caronia, Pulizzi a destra, Caponetto a sinistra, Polito dietro Tomaselli. I gialloblu cercano di avanzare, trattenuto Caponetto, arriva l'arbitro. Così invece con Failla in porta, Pitera, Giulia Perez, D'Amico in difesa, Vincenzo Burafato, Nocito, Ferrario e Gazzana a centrocampo. Siragusa, Garriga e Seidi in attacco. Pitera giù. Assistito adesso dall'arbitro, anche da Seidi si chiede l'intervento della panchina biancorossa. Ricordiamo che con il pareggio si andrebbe ai tempi supplementari. In caso di ulteriore pareggio dopo i 120 minuti ad andare in promozione sarebbe il Real Suttano per il miglior piazzamento nel corso della regular season. Real Suttano è arrivato secondo, ha superato la Sommatinese, quinta 2-2 dopo i supplementari domenica scorsa. Nicosia che invece ha battuto la Don Bosco Mussomeli per 2-1, quarta in classifica. Questa è un po' la situazione. Per quanto riguarda invece la lotta per la retrocessione nel girone B, c'è stato anche lo spareggio per l'ultimo posto tra Branciforti e Campobello, finito 2-1. Campobello tornato in seconda categoria, Branciforti che così ha avuto l'accesso al play-out che si gioca oggi a Riesi
C'è il tiro di Polito, centrale per Failla. Buon avvio del Real in questa ripresa. Nicosia che ancora si deve affacciare dalle parti di Noto. Saidi, alzata a cercare Garriga. Controlla contro la pressione di Cordaro. Serve dietro per Vincenzo Braffato. Il cross voluto è stato respinto da Caponetto. Saidi controlla, colpisce di testa dietro per Pittera. D'Amico, Giulia Perez, ancora Simone Pittera, Fernando Giulia Perez, lancio lungo Garriga, cerca di agganciare, il pallone viene recuperato da Sciacca, poi il tiro da parte di Saidi sul fondo, molto alto. Già il Riccio, il pallone scorre fuori. Colpo di testa, Garriga la vuole lui, la preserva, ancora Garriga, cade giù un fallo di Marco Sciacca. Posizione interessante per il Nicosia. C'è Nacho Nocito, il bomber dei biancorossi con 10 gol nel corso della stagione. Di barriera per i gialloblu. Chiede calma Nocito. Parte Nocito a giro sul secondo palo, esce Noto. C'era comunque fuori gioco segnalato dall'assistente arbitrale. Alla fine il Real ha avuto il possesso. Arbitro che è Alessio Marino della sezione di Acireale, assistito da Gaetano Florio di Agrigento e Giuseppe Saracino di Ragusa. Rimessa per il Real. Con estremissima calma Vittorio Caronia. Rimessa lunga. Qualche cosa da controllare in area forse? No, si può andare. Caronia cerca la testa di Sciacca, pallone fuori. Sotto lo striscione si batte ancora Caronia, in mezzo serie di colpi di testa c'è stato quello di Pulizzi. Lauricella profondo, pallone in area, Tomaselli prova a conquistarlo, spazia il Nicosia. Cordaro rispedisce di
testa Pittera, fallo laterale. Giocatore a terra però in casa Real. Crampi per Del Riccio. Ad assisterlo con le classiche borracce lo storico capitano del Real Sottano Gianluca Panzica, disponibile in panchina assieme a Di Natale, Vitale, Napolitano, Sabatino, Cusimano, Intrivici, assieme a Scelfo per la porta, la Nicosia Scardino a disposizione per la porta assieme a Alianza Nisi, Francesco Burapato, Rizzo, Maggio, Battaglia, Muraglia e Morales. Altra rimessa lunga, cerca la testa di Sciacca, pallone dietro, Polito al volo, messe male, Sciacca mischia, pallone lì a Caponetto, calcia nella mischia, ancora tocco con il braccio, forse da parte di Caponetto, per l'arbitro è tutto ok. La Nicosia prova a lanciare Garriga, molto difficile, la va ad alzare Cordaro, forse complicandosi la vita, infatti poi appoggia fuori di testa. Pallone messo dentro da Vincenzo Burafato, finisce fuori. Serve una scossa al Nicosia, forse sta subendo un po' di più a livello di pressione rispetto a ciò che è successo durante il corso del primo tempo. Ammonito Noto per perdita di secondi importanti per i gialloblu, altro che per i biancorossi. Rivio male di Noto Saidi, ha provato il tiro da centrocampo, pallone che è finito fuori lo stadio. Si può rifare Michele Noto, infatti va corto. Del Riccio verso Pulizzi, la prende poco di testa, poi Gazzana nella zona di Nacio Nocito, deve fare i conti con Sciacca. Gazzana morbido, arriva Pulizzi. Ancora Sciacca di testa nella zona di nessuno, lascia scorrere Gazzana. Ennesima rimessa lunga con la sponda di Nocito, giù Ferrario, pallone messo a terra da Garriga che lo porta avanti, ancora Garriga pressato da Caronia, trova la rimessa laterale l'attaccante degli ennesi. Siragusa batte Nocito, sponda cercata da Ferrario, pallone spazzato verso Tomaselli, lo prende Giulia Perez, riparte ugualmente il Real Sottano. Polito, profondità, Tomaselli protegge Polito, gira tutto a cercare Caponetto, Caponetto in avanti verso Pulizzi, lo va a fermare Gazzana. Intervento fondamentale perché si è messo davanti il giocatore del Real Sottano. E allora angolo giallo-blu, Giuseppe Polito
Polito a rientrare in mezzo, allontana Failla con i pugni, Garriga di testa, caponnetto da fuori, oltre la traversa. Giulia Perez a regalare il pallone ai giallo-blu, Caronia impreciso verso Tomaselli, Failla. Un po' di spazio, Simone Pittera. Pallone da Saidi, passaggio per D'Amico, cambia tutto, niente da fare. Pallone che ha toccato la bandierina, poi è finito fuori lateralmente, quindi è rimessa per il Real Sultano. Cito verso Garriga, esce Noto che se la prende, ma è scontro con Del Riccio che veramente questo pomeriggio sta soffrendo tantissimo. Dolore nella zona dell'anca per Michele Noto, l'anno scorso al Petralia Soprana, sempre in prima categoria, ma la diversa esperienza nella sua carriera l'ha fatta tra eccellenza e promozione. San Cataldesi, Raffadali anche lui, Mussomili, Gattopardo e Nissa. Ancora Del Riccio, ancora Di Matteo non ha pensato dell'eventuale sostituzione, ci sono però dei movimenti a bordo campo. Anche se uno dei compiti indiretti del Real Sultano è anche quello di guadagnare secondi preziosi. Nel frattempo ammonito Sciacca per proteste. Dialogo con l'arbitro Giuseppe Polito. Aspettiamoci poi al 90° un recupero veramente corposo. Può andare con il calcio di punizione Del Riccio a fare i conti anche con la terra, pallone però consegnato di Nicosia, fallo su Saidi. Sciacca ha rischiato, punizione Nicosia.
Opportunità importante adesso per i biancorossi. Vincenzo Burafato sistema il pallone, parla con Gazzana per vedere il da farsi. 3 in barriera per il Real Suttano, adesso 4, si può andare. Burafato, carica basso, raso a terra sul fondo. Ha provato a ingannare il giallo-blu, il classe 2000, ma nulla da fare. Polito ad evitare Sedi, allarga tutto nella zona di Vittorio Loduca a fare i conti con Ferrario, colpo di testa a far ritornare il pallone a Ferrario. Occhio allo scatto di Garriga, Garriga calcia potente, noto il calcio d'angolo. Doveva tirare per forza, in qualche modo consapevole del poco spazio a disposizione. Nacho Nocito dalla bandierina. Tutti dentro. Va Nocito in mezzo, colpo di testa indietro di Ferrario, non arriva sul secondo palo. Gazzana a centrare la porta. Aveva prolungato Matteo Ferrario, non ci è arrivato per poco l'altro Matteo Gazzana. L'altro Matteo per dire, perché in realtà Ferrario si chiama Matteo con una T, essendo argentino. Brivido Real, un po' più sostanzioso. Il Nicosia sembra voler prendere il coraggio. Sciacca la fa passare assieme a Caponetto, poi non va in avanti. Ancora Caponetto, circondato da maglie biancorosse, si prende il calcio di punizione. Polito. Esca l'arbitro. Polito verso la porta, fa il in angolo. Angolo per il Real Suttano. Cross in mezzo di testa, Sciacca vicino alla porta, poi Tomaselli nel rischiare di colpire qualche macchina fuori il Palmintelli.
Giulia Perez, la svirgolata ma efficace di Lauricella. Cambio pronto nel Nicosia, pronto ad entrare Muraglia, è una soluzione in attacco questa qui. Esce Nocito, chiamato ad uscire dall'altro lato. Dentro dunque uno dei canterani della Nicosia, Luca Muraglia, classe 2003. Soluzione offensiva di Picone, il primo cambio del match. Rimessa lunga, il colpo di testa di Caronia, pallone spazzato via da Cordaro. Non la riesce a prendere Saidi, ancora rimessa per Iannesi. Caronia a levar via D'Amico, tutto regolare, invece no, secondo l'arbitro. Calcio di punizione, anche questo interessante per il Nicosia. La battuta Gazzana. A fare la classica montagnetta sulla terra. Fischi assordanti al Palmitelli. Parte Gazzana, concentrato, Noto! Salva il Real Suttano, spazza tutto, guardare il calcio d'angolo. Noto fondamentale qui, perché il pallone c'era. Noto però si è fatto male. Deve provarci così il Nicosia per poterla sbloccare. L'opportunità per Matteo Gazzana. Sul calcio di punizione. Picone da qualche indicazione a Giulia Perez. Si è rialzato intanto Noto. Ne approfitta anche con Saidi. Tutti carichi dentro. Calcio d'angolo Nicosia. La battuta in mezzo, colpo di testa di Gazzana, Noto. Rinvio lunghissimo
quello del portiere del Real Suttano, alzata con fallo di Siragusa nei confronti di Pulizzi, cartellino giallo. Per il giocatore della Nicosia. Quarto d'ora alla fine. Ma resta la possibilità di sbloccarla all'improvviso da entrambe le parti. Polito. Può partire, secondo palo, Pulizzi di testa, basso per Failla. Di testa Cordaro, in una zona pericolosa, per sua fortuna c'è lo Duca. Caronia, Sciacca, data da Lauriziella. Succede però la rimessa alla Nicosia. Giulia Perez. Lancio profondo. Pallone basso, c'è fallo da parte di Garriga. Su Cordaro. Nessun aggancio favorevole per Pulizzi. E rimessa Nicosia. Saidi. Basso, ancora la Saidi. D'Amico. Gira tutto dalle parti di Giulia Perez. Pallone profondo per il nuovo entrato Muraglia. L'aggancio. Con il pallone però uscito. Nicosia avanti lo stesso. Sponda di Muraglia, Caponetto deve proteggerla, è quasi arrivato a toccare la bandierina del calcio d'angolo. D'Amico si riparte da dietro. Giulia Perez la gestisce Pittera, recupera il Real Suttano. Polito, fallo di D'Amico che non ci vuole credere. Occhio. All'arbitro con un cartellino giallo in mano. Estratto a Panzica. Proteste. Caronia verso Tomaselli, c'è una sponda di Caponetto, pallone che arriva a Failla. Pittera deve muoversi in Nicosia, sbagliata la misura del passaggio.
direttamente in avanti Lauricella. Possesso biancorosso, Polito ad intercettare questo pallone, c'è spazio per il Real, cade Polito, non c'è nulla, aveva possibilità di avanzare. Polito ha voluto conquistare il calcio di punizione dal limite, non è stato così. In campo che ne approfittano per un cooling break. Si dispera un po' anche Polito. Va con il pallone consegnato a Failla da parte di Pulizzi. Gazzana sale all'esterno del Nicosia, pallone buttato in avanti da Lauricella. Tomaselli prova a proteggere contro Giulia Perez, la prende però con il braccio. Lancio lungo in area di rigore, Garriga mette dietro Vincenzo Burafato, largo. Non la può prendere, c'è Caponetto, colpo di testa ad allontanare di Gazzana. Tomaselli vince il contrasto, Tomaselli verso l'interno, scivola nel lato corto dell'area di rigore. Il tocco di Caronia, probabilmente involontario. D'Amico, la Nicosia riparte da dietro da Giulia Perez. Lancio lungo, sempre a cercare Garriga, in 8. Non ha presa bene Picone. Poco più di 5 alla fine dei tempi regolamentari. Testa Gazzana, poi con il piede riceve Sciacca e gira tutto nella zona di Caponetto. Cordaro, pallone di Garriga a confronto con Cordaro, serie di palleggi dell'argentino. Pitera, testa Saidi, non c'è però nessuno a supportarlo. D'Amico sale nel frattempo, Siragusa, Fascia, si sta recuperando dalla Real Sultano. Pulizzi sale a campo, ancora Giorgio Pulizzi, può allargare per Tomaselli, passaggio però troppo sugli avversari. Tomaselli anche lui non si era allargato di tanto. Polito
con Pitera a terra. Pulizzi in anticipo, ne supera 2, poi se lo allunga troppo il pallone. Pitera nel frattempo non si è rialzato. Sciacca, Pulizzi, l'appoggio per Caronia, Polito, larga da Caponetto, il pressing di Muraglia, nessuno, l'ultimo tocco, laterale per il Real. Sempre Caronia, meno 3 al 90esimo. Caponetto in contrasto. Il pallone arriva ai tifosi del Nicosia. Caronia verso l'interno, Sciacca! 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 Il gol di Sciacca! Il Real Sultano a 2 minuti dalla fine si porta avanti con Marco Sciacca! Esplode il Palmitelli! Marco Sciacca, il gol della vita, il gol che può valere la storia per questo piccolo club, per questo salto in promozione che adesso si è fatto sempre più vicino, tutto all'improvviso. Marco Sciacca sta facendo tutte le dediche di questo mondo. Verso i propri tifosi. E adesso Resultano si prepara all'improvviso in questo finale. Sembrava indirizzarsi tutto verso i supplementari. Marco Sciacca di testa sulla rimessa laterale di Caronia, l'ha messa dentro. Incredibile. Arbitro chiede calma nella zona della panchina del Real Sultano. Sette di recupero, 7 di recupero. Vita o morte, Nicosia lotterà fino alla fine in questo recupero. Colpo di testa, Noto che la prende, la vuole giù fino all'ultimo. Dentro. Recupero, c'è già gente che si abbraccia. Tra i tifosi del Real Sultano. Colpo di testa provato da Pulizzi. L'hanno spazzato fuori. Failla chiama i suoi tutti a salire. Giulia Perez, tutti in proiezione offensiva.
i ragazzi della Nicosia. Gazzana in mezzo, sponda provata da Muraglia e fuori gioco. Noto può rischiare un'altra perdita di tempo perché è stato già ammonito. Cambi nel Nicosia, entrano Maggio e Leanza al posto di Siragusa. E Pitera. Real Sultano che non ha effettuato cambi. I gialloblu stanno giocando con gli stessi 11 dal primissimo minuto. Nessun fallo qui, si continua. 6D. Pallone buttato in profondità verso Ferrario, esce Noto. Si lamenta qualcosa. C'è grande festa qui in tribuna, bambini con bandiere, maglie giallo-blu, gente che canta, suona sin dall'inizio di questo pomeriggio, sin dal pre-partita. Tutto questo sta per essere ripagato, ma mancano ancora gli ultimi minuti. Tomaselli lotta, commette fallo. Subito la punizione per il Nicosia. Sale tanto Gazzana, ostacolato da Polito. Possesso recuperato dai giallo-blu. Caponetto, non c'è nessuno. Giulia Perez liscio, ma è solo per sua fortuna. Giulia Perez, 6D, sponda leggera, pallone preso da Sciacca. Il goal scorer fino a questo momento. Polito, ha spazio il Real, ma non intende andare in velocità. Sciacca pensa a proteggerla contro Gazzana. Era salito Caponetto, e niente da fare. D'Amico, il Nicosia perde nuovamente il possesso. Polito se la allunga. Tomaselli però non si inserisce all'interno dell'area. Comunque guadagnata la punizione per il Real Sultano. '95esimo, sono stati assegnati 7 minuti di recupero. Tomaselli protegge contro Vincenzo Burafato che la tocca. Tomaselli a terra, nessun fallo però. Rimessa laterale già battuta dalla Nicosia. Faila spazia Sciacca, allontare con Garriga. Caponetto si trattiene la maglia di Muraglia. Punizione per gli ennesi. D'Amico, pallone basso, l'anticipo di Pulizzi, può correre Pulizzi, avanza Pulizzi, è da solo. Tomaselli dall'altro lato, 3 contro 2 in prospettiva. Pulizzi giù, nulla da fare per la conquista della punizione, ma il Real Sultano vuole perdere tempo ormai.
festeggiare sempre di più la conquista della promozione con il Nicosia, che però è ancora vivo e sta provando gli ultimi assalti. Saidi, D'Amico, l'aggancio di Ferrario da fuori, Vincenzo Burafato, la risposta della difesa giallo-blu. Sciacca spazza, occhio a Tomaselli, pallone lì, Tomaselli è suo, Tomaselli contro Failla, Tomaselli, il bomber del girone B si è fatto sentire nel momento più giusto. Non esulta lui, esulta tutta Resultano, che ha emigrato qui a Caltanissetta per la conquista della promozione. 2-0. Ancora non è finita, l'arbitro non ha effettuato il triplice fischio. Ma tutti sono pronti a gioire in maniera definitiva. C'è una rissa che si va a formare, l'arbitro non la sta guardando. C'è Vincenzo Burafato, protagonista. L'arbitro richiama se i giocatori. Cartellino rosso per D'Amico. Caponetto vuole avere ragione su qualcosa. C'è anche Noto. Non interessa più a nessuno ciò che sta succedendo sul campo. Arbitro che deve fare le dovute valutazioni. Cambi tra le fila giallo-blu. Panzica, lo storico capitano, assieme a Sabatino. Esce Tomaselli. Lo storico capitano del Real Sultano, Gianluca Panzica. Viene contesta la passa da capitano, esce Polito, entra Sabatino. Nicosia che batte il calcio d'inizio, ma eccolo qui il triplice fischio, quello definitivo. Il Real Sultano è ufficialmente in promozione per la primissima volta nella sua storia. Sono arrivati 3 fischi, sono passate 20 stagioni, 11 in prima categoria. Il Real Sultano può festeggiare, si è avverato il sogno di Gianfilippo Di Matteo, arrivato al Resultano nel girone di ritorno dello scorso campionato. I playoff sfumati alla fine, non vedendo l'ora di iniziare una stagione sana e con una preparazione atletica adeguata, un cammino ai vertici del girone B di prima categoria, tenendo testa alla Don Bosco Mussomeli che si insidiava per il secondo posto, la finale playoff come nel 2016 contro il Serra di Falco. Stavolta tutto a posto con i gol di Sciacca e Tomaselli. Resultano in promozione e adesso realtà. Si abbracciano tutti, festeggiano tutti al Palmintelli. Ascoltate un po'.
guardate l'abbraccio a Gianfilippo Di Matteo assieme ad Alfredo Ferrara, che oggi non c'è stato per squalifica, è stato col cuore. Dedica speciale per l'allenatore del Real Suttano, che con se stesso si sta emozionando, sta piangendo, tutti in lacrime per questo sogno che si è avverato, per questo piccolo comune della provincia di Caltanissetta, che adesso si appresta a festeggiare sotto gli occhi dei propri tifosi. Il Real Suttano è salito in promozione 2-0 al Nicosia grazie alle reti di Sacca e Tomaselli, tutto negli ultimi minuti di match. Applausi comunque per gli ennesi, che hanno provato a fare la propria partita, quella rovesciata di Garriga che ha fatto sperare nel primo tempo. Il Real Suttano l'ha spuntata nel finale, prima con Tomaselli al gol numero 19 in stagione, e poi andando ad aggiungere il gol di Marco Sciacca. Momenti che per questa società rimarranno indelebili. Real Suttano che è stato fondato nel 2002, esattamente 21 anni fa, una salita in seconda categoria dopo 4 stagioni, la retrocessione dopo altre 3, pure l'anno prima nel 2008 aveva perso la semifinale playoff con il Villaggio Peruso, nel 2009-2010 la vittoria nella terza categoria, 2010-2011 la sconfitta in semifinale playoff con la Stefanese, ma nella stagione successiva la vittoria nel playoff contro il Machitella di Gela, la salita in prima categoria per la prima volta nel 2012, 11 anni dopo l'accesso in promozione tramite i playoff che aveva perso nel 2016 contro il Serra di Falco. Nicosia in cerchio, nel frattempo dall'altro lato del campo gli applausi dei tifosi biancorossi. L'anno scorso la vittoria nel playout contro il Real Casale, ci si aspettava un epilogo vincente in positivo per il salto di categoria, non c'è stato. Rimane comunque un'impresa quella di Fabio Piccone, ad esultare ancora è il Real Suttano. Le emozioni che soltanto il calcio sa regalare. Ieri il primo approdo in promozione del Santa Domenica Vittoria nel Parco dei Nebrodi. Oggi la promozione del Real Suttano. Alfredo Ferrara a chiamare i suoi.
dialogo con la propria gente. Nicosia a sedersi sul campo in terra battuta delle Palmintelli. Stagione anche la loro di soddisfazioni, ben 9 vittorie nelle ultime 10 partite prima di questa finale playoff. Non è stato sperato questo epilogo per gli ennesi. Il Real Sultano non finisce mai più di festeggiare. Noi vi lasciamo con queste bellissime immagini. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.